Generale Bernardini, la circolare del ministro Guerini ha suscitato un grande esito nell'opinione pubblica perché ha detto all'esercito di tenersi pronti. Beh, non era la circolare del ministro Guerini, era una circolare interna, da quello che mi è dato di sapere, dello Stato Maggiore dell'Esercito. Sono circolari che nelle circostanze in cui ci si vuole, diciamo così, aggiornare sulle proprie capacità o sul proprio livello di addestramento vengono fatte di routine. Io stesso, quando ero comandante delle forze operative terrestri, diramavo a seconda delle esigenze delle circolari che richiamavano all'attenzione l'opportunità di controllare un pochino tutti i mezzi, materiali eccetera. Il momento che stiamo vivendo è estremamente delicato. È un momento che, diciamo così, fa prevedere problematiche anche in un prossimo futuro, che speriamo non si verifichino, per cui le forze armate molto seriamente si predispongono per essere pronte qualora, speriamo mai, dovessero essere impiegate. È assoluta routine e normalità. Un po' come quando si prevede un'alluvione e la protezione civile si predispone con i mezzi, controlla i mezzi eccetera eccetera. Mi sembra assolutamente normale, non c'è nulla di cui meravigliarsi. In un'ottica generale si può già dare un'idea se la guerra sarà una guerra estesa, una guerra limitata nel territorio, una guerra lunga, una guerra breve? Questo qui sta solo nelle mani di chi deciderà che cosa dovranno fare sia gli ucraini che i russi e soprattutto su come saranno gli esiti dei contatti che ci sono in corso e che sembra che vadano avanti comunque nonostante i combattimenti per giungere ad un accordo. Per cui non si possono fare ipotesi sulla durata di questa guerra, certamente è un qualche cosa che nell'attuale situazione, così come è condotta in questo momento, non può durare molto. Il problema potrebbe essere se dovesse evolvere in una situazione non più di guerra classica come al momento guerreggiata di due parti che si contendono, ma se dovesse diventare qualche cosa riferito a guerriglia o d'altro. Rischiamo un nuovo Afghanistan in Europa in questo caso e non è proprio il caso di sperarlo, assolutamente.